Le anime del purgatorio rivelano, così si onorano i genitori defunti. Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi di quanto rivelato dalle anime del purgatorio su un argomento che credo stia a cuore di molti. Come si onorano i genitori defunti? Quali sono i doveri da adempiere nei loro confronti? Indubbiamente molte persone portano fiori sulle tombe dei loro cari e quindi anche dei genitori, conservano foto dei cari estinti sui comodini, nel portafoglio, erigono a volte delle tombe e delle cappelle molto molto belle in onore dei propri cari defunti, specie verso i genitori. Le anime del purgatorio, per loro stessa richiesta, vogliono soprattutto messe, suffragi e preghiere. Ecco che, una serie di, esempi ci può far capire cosa desiderino da noi le anime, del purgatorio, in particolare quali doveri bisogna, adempiere, verso i genitori defunti. Dovere gravissimo è quello di suffragare i propri genitori. Santa Elisabetta d'Ungheria, quando morì sua madre Geltrude, quantunque avesse fatte per lei larghissime elemosine, mortificazioni e preghiere, se la vide una notte comparire col volto triste e smunto e, messasi ginocchioni dinanzi, tutta piangente, la madre le disse: figlia mia, ecco ai tuoi piedi la madre tua, oppressa dal dolore. Abbi compassione di lei. Io ti supplico di moltiplicare i tuoi suffragi, onde la misericordia divina mi liberi dagli spaventosi tormenti che soffro. Ahimè, quanto sono da compiangere coloro che esercitano autorità sugli altri. Io sto ora duramente spiando tutti gli errori commessi quando ero sul trono, in nome delle angosce e dei dolori fra i quali ti ho messa al mondo, in nome delle veglie e delle fatiche sostenute per la tua educazione. Ti scongiuro, figlia mia, di fare il possibile per liberarmi da tanti tormenti. Elisabetta, non appena cessata la visione, si mise subito a pregare, a piangere e a mortificarsi così aspramente che il suo corpo sfinito cadde in letargo, e mentre stava così sopita, ecco comparirle nuovamente la madre, vestita di bianco e con il volto raggiante d'allegrezza, annunziandole che le preghiere da lei fatte in quel breve tempo le avevano schiuso le porte del cielo. Santa Margherita da Cortona fu anche ella generosissima verso i suoi genitori nell'offrire preghiere e mortificazioni, e le fu da Dio rivelato che per questo motivo il tempo della espiazione di essi era stato considerevolmente abbreviato. La venerabile Caterina Paluzzi, quando perdette il genitore, passò 8 interi giorni in preghiere e mortificazioni di ogni sorta. Fece celebrare
un servizio funebre e un gran numero di messe, e rapita in estasi fu dal Divin Salvatore, condotta in compagnia di Santa Caterina da Siena in purgatorio, dove intese la voce lamentevole di suo padre, che tra mezzo alle fiamme la scongiurava di avere pietà di lui e di affrettare la sua liberazione. Presa da indicibile angoscia, la santa si volse a Nostro Signore e lo scongiurò di avere misericordia di quell'anima, pregando anche Santa Caterina ad intercedere per lei. Ma ebbe in risposta che la giustizia doveva avere il suo corso. Allora ella soffrì nella sua ammirabile carità a subire nel proprio corpo quello che restava ad espiarsi dal Padre, ed il Salvatore la esaudì, perché l'anima del Padre volò dopo pochi istanti al cielo, mentre da quel momento in poi la vita di Caterina non fu altro che un lungo e continuato martirio di offerta di tutti i suoi dolori e le sue sofferenze a Dio in espiazione dei propri peccati e di quelli dei suoi cari e di tutte le anime purganti. E perciò, quando noi desideriamo conoscere la sorte toccata a coloro che abbiamo amato su questa terra, invece di alimentare questa curiosità che dispiace a Dio e che non giova per nulla a quelle povere anime, faremmo molto meglio a pregare il Signore che le sollevi da quelle pene. Dionigi Cartusiano racconta che quando egli perdette il genitore, invece di pregare per riposo di lui, si lasciò prendere dal desiderio smodato di conoscerne la sorte che gli era toccata, senza preoccuparsi di suffragarlo. Iddio, volendo riprendere Dionigi da questo difetto, permise che una sera, durante la preghiera, una voce gli dicesse: «Perché ti lasci tentare da tanto vana curiosità? Non sarebbe meglio che tu applicassi il merito delle tue orazioni in suffragio dell'anima del Padre tuo che soffre tra le fiamme del purgatorio, piuttosto che cercar di sapere dove si trovi?» Ammaestrato da questo avviso, Dionigi si pose allora a pregare con fervore per sollievo di suo padre, e la notte seguente vide penare atrocemente il defunto, mentre nel suo dolore gridava: «Ahi, figlio mio, perché mi hai così dimenticato? Abbi pietà del Padre tuo e soccorrimi con le tue preghiere». Il religioso, tutto confuso per la sua negligenza, si pose a porvi riparo e pregò finché non seppe, per rivelazione della liberazione del Padre. Chi crede prega per i propri cari con maggiore intensità e purifica non solo loro, ma anche se stesso, mitigando di molto il giudizio di Dio. I fiori sulle tombe non bastano, non producono suffragio per le anime del purgatorio. È importante la Santa Messa di suffragio verso i defunti, una Santa Messa che possiamo far dire anche per le nostre anime,
non solo quando non ci saremo più, ma anche adesso che continuiamo ad essere in vita, perché pochi sanno che le sante messe possono essere offerte per le anime dei defunti, ma anche per le anime dei vivi, facilitandone di molto la progressione nel cammino della perfezione e nella conversione